Procede con un ruolino di marcia senza intoppi il Treviso, che anche contro il Brian Lignano ha reagito con energia al momento più delicato del match, portando a casa un 3-1 che fa bene a umore e classifica. Mister Fabrizio Cacciatore lo aveva detto alla vigilia: contro gli udinesi, squadra che esprime un bel calcio, serviva sostanza, e sostanza c'è stata grazie alla concretezza del reparto offensivo e a un Buratto in grande giornata. Suo il gol che ha sbloccato la partita al quarto d'ora della ripresa, ma è stato tutto il collettivo, incassato neanche 10 minuti dopo il pari su rigore con Ciriello, a reagire immediatamente ritrovando compattezza e a guadagnarsi un altro penalty con Nunes al 23esimo. Rigore segnato e vantaggio ritrovato con Buratto, che 3 minuti dopo si è tolto lo sfizio di segnare una doppietta chiudendo il match sul 3-1. Biancocelesti saldamente al secondo posto, quindi la distanza dalla vetta rimane di un solo punto. Il Dolomiti Bellunesi non si è fatto sorprendere dal Calvino Ale, portando a casa la vittoria per 1-0. A staccarsi è invece il Campodarsego, terzo a 4 lunghezze dopo il pari col Bassano. Ad aspettare il Treviso prima della pausa natalizia restano domenica prossima i padovani dell'Este, attualmente noni, mentre ai bellunesi toccherà proprio il Lignano.